Juanito Gomez, Cacciatore, fermato da Morleo, rimessa per il Verona, batte subito Cacciatore, va da Juanito Gomez, lo segue Della Rocca, grande palla, ancora Cacciatore, si muove Toni, va il tiro Cacciatore! Il Verona passa in vantaggio al 22esimo con Fabrizio Cacciatore, il secondo in Serie A, 1-0. A forza di dirgli, è il primo gol che ha fatto in Serie A, ha voluto dire ci sono quasi abituato, e questo è il secondo, tra l'altro molto bello perché è fatto con il piede praticamente non quello ideale, molto bene di questo ragazzo, che veramente bello lo scambio, tra l'altro, ecco qui in mezzo si fa sorprendere e poi la mette veramente bene sul secondo palo, eccolo qui Gomez, gli dà una palla importantissima in mezzo a due, qui calcia col collo piede ma perfettamente dall'altra parte, qui Curci non può farci assolutamente niente, il ragazzo che alla Sampdoria non aveva sfondato è andato al Varese, si è rifatto il look e adesso sta facendo veramente grandi cose anche a Verona. La reazione del Bologna, Perez, anche questo è il record negativo naturalmente. Romulo, Iturbe, alza palla ancora per Romulo, di testa Morleo, ancora Iturbe che accende e va, Iturbe punta Sorensen, Iturbe diventa Iturbo, Iturbe! Ancora Juan Manuel Iturbe, se gioca così non lo prendi mai. Non lo prendi mai, e guarda poi, se lo rivedremo, cosa fa dopo aver visto il gol dentro di Iturbe. Toni agita la mano come dire non ho mai visto una cosa di questo genere, lui che ha vinto un campionato del mondo e ne avrà visti di giocatori, ma questo è forte, è veramente forte, un 93 che ha alle spalle già tante partite, quindi vuol dire che deve solo maturare, lo sta facendo alla grande proprio in questo Verona di Mandorlini. Guarda che gol, stupendo, veramente, perché poi incrocia la direzione invece di metterla sul primo palo, eccezionale, dopo aver fatto 30-40 metri con la palla al piede, driblando un paio di giocatori. Ha saltato anche Luca Toni, la messa all'angolino, 2-0 per il Verona. Bortocampo, Michele. E Pioli appena subito il gol, al di là della logica grande esultanza di Mandorlini, che però ha utilizzato il momento anche per dare delle indicazioni ai suoi, Pioli arriva Cacciatore a destra, prima Iturbe, continua a correre Cacciatore, Iturbe va sul sinistro, ancora Iturbe, 1-2 con Juanito Gomez, si chiude, Iturbe, Toni! Che azione del Verona per il 3-1, segna Luca Toni. Sì, è chiaro che ti viene da urlare Toni perché tu sei il cronista e devi dare, ma io avrei detto Iturbe perché il gol chi l'ha fatto? Cioè lì lo facciamo tutti, a parte che bisogna trovarci, sì, essere freddi e metterla dentro, ma Iturbe sta facendo una differenza incredibile. Quello che avevamo detto, quando lo isoli in mezzo non c'è niente da fare, salta subito col primo controllo e diventa 1 contro 1, non c'è possibilità di raddoppio. E poi ha sta tecnica che sia nel tirare che nel passare, guarda qui, bello, bello, veramente. Terzo gol in campionato per Luca Toni dopo la doppietta contro il Milan, il sesto gol per lui in carriera in Serie A al Bologna, dopo 11 reti consecutive in casa in Serie A, torna a segnare anche in trasferta. Luca Toni, l'assist lo hai sottolineato giustamente tu, è di Juan Manuel Iturbe, altra azione bella del Verona. Assolutamente, molto bella, sempre preparata, palla a terra, 1-2 per arrivare in porta. Poi adesso io scherzavo ovviamente sul discorso di Toni, perché Toni comunque non ha fatto... Occhio a Morleo dentro per Moscardelli, molto bella. Agostini, il dribbling, c'è largo Martigno, Agostini va al cross per Toni, è buono, in area Toni, liscio, Romulo, ancora Verona, chiude in attacco, palla arretrata, Jorginho, 4-1, terzo gol consecutivo per Jorginho, il primo su azione in Serie A. Sì, la mazzata finale di una squadra stremata, come le immagini ci mostrano, sono tutti a terra, hanno cercato di fare il possibile, ma oggi non ne hanno assolutamente le potenzialità, parlo ovviamente del Bologna, non ne hanno potenzialità proprio tecniche, tattiche, quasi mentali, perché è una squadra che veramente si sfalda alle prime difficoltà, quindi ne ha messo in luce tutti questi difetti il Verona di Mandorlini, veramente che merita i punti che ha in classifica, molto bene la squadra veneta. 20 gol subiti in 7 giornate, è arrivato il fischio finale, quindi cala il sipario sul Dallara, il Bologna perde in casa 4-1 contro l'Hellas. Questi marcatori, Supersport.